mercoledì 4 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco da Lorena Dolci per i quotidiani, per leggere insieme come i quotidiani trattano alcune delle notizie che adesso andremo a vedere. Ma intanto cominciamo subito con l'Etna. Dopo l'ultima eruzione, lo scampato pericolo, non mancano le polemiche. L'imprenditore russo Morosoli sollecita controlli sul versante Etna Nord, che definisce terra di nessuno. Ha chiesto un tavolo tecnico per regolamentare il turismo sul vulcano. Scampato il pericolo sull'Etna, dove si è sfiorata una nuova Pompei, arriva il tempo delle polemiche, con la necessità di regolamentare il turismo sul vulcano in nome e per conto della sicurezza. Non le manda a dire Francesco Russo Morosoli, patron di Funivie dell'Etna. Non può esistere che tutti gli operatori che fanno le escursioni in quota abbiano delle regole proprie. C'è chi le segue, come la Funivia dell'Etna, come Etna Sud, e invece a Etna Nord, dove è terra di nessuno e dove vige la più assoluta anarchia, e purtroppo le immagini di ieri lo hanno dimostrato. Morosoli invoca un tavolo tecnico per migliorare il sistema di gestione del turismo sull'Etna. Io chiedo fortemente un tavolo tecnico dove si possa parlare del sistema Etnas, implementandolo anche a Etna Nord, coinvolgendo anche gli altri operatori, e chiedo anche sanzioni durissime per noi operatori, perché chi sbaglia deve pagare. Credo che ormai sia assolutamente necessaria una nuova perimetrazione del comprensorio di Etna Nord. Si è rischiato grosso sull'Etna. Le immagini del crollo di una parete del cratere hanno fatto il giro del mondo, con un'immensa nube ardente che correva veloce sul fianco del vulcano. Ieri si è corso un rischio importante, ritengo sia stata una giornata davvero fortunata, perché poteva avvenire la perdita di vite umane, avremmo vissuto una Pompei in diretta. Per fortuna il sistema di allerta Etnas ha funzionato alla perfezione. Alle 5:30 del mattino l'allarme è stato recepito dai 13 sindaci dei comuni interessati, dalle forze dell'ordine e dal consorzio delle guide turistiche. Vietato oltrepassare quota 2500, ma nessuno a vigilare, nessuno ad intervenire, e i turisti intenti a scappare si trovavano ben oltre quota 2800. Cominciamo la lettura dei quotidiani proprio dalle vicende, dall'eruzione, dall'ultima eruzione sull'Etna e dalle polemiche legate ai rischi magari che fortunatamente sono stati scampati. Sì, devo dire che anche se le abbiamo viste tante volte, le immagini sono sempre impressionanti, soprattutto la vicinanza tra questa nube ardente e i visitatori. Repubblica Palermo la sintetizza bene con questo titolo, il derby fra i due versanti. Ma andiamo a leggere nel dettaglio invece il quotidiano La Sicilia. L'Etna si placa ma è polemica sulla sicurezza, si chiede più rigore sulle regole. Questo derby cos'è? Lo scontro tra i versanti nord e sud sulla gestione dei turisti in fuga ad alta quota. Abbiamo sentito appunto Francesco Russo Morosoli, amministratore della Funivia dell'Etna di Nicolosi, che parla di gravissimo danno per il turismo siciliano e chiede l'istituzione di un tavolo tecnico. Dall'altra le guide di Etna Nord invitano a non denigrare una categoria intera per un singolo episodio, né trattare con disprezzo chi lavora su questo vulcano da anni con serietà, e chiedono rispetto per il loro lavoro, ma a rincarare la dose è stato, lo abbiamo appena sentito, il sindaco di Belpasto Carlo Caputo. La recente eruzione dell'Etna, che ha fatto scattare il sistema di preavviso Etnas con un'allerta di altissima probabilità di accadimento, ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza. Il sistema ha funzionato, ricorda Carlo Caputo, ma si chiede a cosa serve se poi non si prendono provvedimenti, a svegliarti di notte o di primo mattino. Perché è stato consentito portare turisti in quota? È stata solo fortuna se non ci sono stati appunto vittime. E a lui fa eco anche il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, che ribadisce la sicurezza viene prima di tutto anche della fruizione turistica. Quanto è accaduto con decine di escursionisti nella parte sommitale, nonostante l'allerta, non può e non deve ripetersi. Restiamo a Catania, ma voltiamo pagina. Dolore e rabbia nel pomeriggio a Catania e in cattedrale, con diretta su Telecolor. I funerali di Santore, assassinato ad Ognina per mano di un parcheggiatore abusivo, tra l'altro privo anche di permesso di soggiorno.
Un omicidio frutto di una violenza efferata e reiterata è quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Santorrè, il pasticcere di 30 anni accoltellato a morte a Piazza Mancini Battaglia a Catania. L'esame condotto dalla dottoressa Monica Salerno sembra confermare le prime analisi dei PM secondo cui la vittima è stata colpita più volte al tronco, all'addome e agli arti superiori con un coltello. Nonostante le gravissime ferite, il pasticcere è riuscito a fuggire in direzione del Bar 40 per chiedere aiuto, ma i soccorsi sono stati inutili. Il suo assassino, John Obama, 37 anni, originario dello Zimbabwe e già noto per comportamenti violenti, è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga, con le mani e i vestiti ancora sporchi di sangue, mentre pronunciava frasi sconnesse e ripeteva il nome della vittima. Contro di lui prove schiaccianti, oltre a questo filmato anche 2 testimoni oculari. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Resta ancora scuro il movente di tanta ferocia. Venerdì scorso il pasticcere, cognato del titolare, stava tornando con 2 granite a casa a Mascalucia, dove lo aspettavano la moglie e una figlioletta di pochi mesi. L'aggressione a metà della rampa che conduce al porticciolo di Ognina. I 2 si conoscevano bene. Il giovane papà aveva spesso dato del cibo a quel posteggiatore abusivo che utilizzava varie identità anche per sfuggire al foglio di via che aveva ancora in tasca, ma a cui non aveva mai ottemperato. Nonostante lo shock, il sit-in in programma per ricordare la vittima è andato deserto. Domani alle 16:30 i funerali nella cattedrale di Catania, mentre poco prima sul caso si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. I funerali di Santorè, la cui morte ha scosso l'intera comunità, saranno trasmessi in diretta oggi pomeriggio a partire dalle 16:30 su Telecolor. Restiamo a Catania. Le nostre telecamere ormai sono fisse su Corso Sicilia, un'escalation di danneggiamenti sulle auto in sosta, la controffensiva adesso delle forze dell'ordine è costretto anche a presidiare il parcheggio AMTS. Ieri c'è stato un nuovo sopralluogo del sindaco Trantino. L'ondata emotiva per la morte di Santorè, i nostri servizi continui e pressanti su Corso Sicilia e dintorni, l'esasperazione di automobilisti e residenti contro i parcheggiatori abusivi organizzati in bande che chiedono soldi anche per acquistare alcolici o crack. Si vedono nel piazzale che barcollano, si esibiscono in balletti o in strane esternazioni, uno di questi addirittura sotto lo sguardo del sindaco Trantino. È un'emergenza nell'emergenza quella che si vive nel centro storico di Catania, dove ogni giorno si contano decine di auto danneggiate. Vetri in frantumi per 2 motivi. Non hai pagato il pizzo al parcheggiatore di turno oppure per arraffare quel che c'è sulla macchina e monetizzare per acquistare la droga. Mentre eravamo in giro a documentare sentiamo una sirena. Si tratta di un'auto dei carabinieri che interviene a San Berillo per il malore di un extracomunitario, presumibilmente dopo una dose di crack. Nel parcheggio di Corso Sicilia continua l'attività dei parcheggiatori abusivi che però vedono ridursi notevolmente l'orario di lavoro. Perché? Semplice. Carabinieri e polizia municipale presidiano l'area e intervengono chiedendo documenti, alcuni non li avevano, e chiedendo ausilio per trasferirli in caserma e procedere finalmente al fotosegnalamento. Qualcuno tira un sospiro di sollievo. Qua dietro c'è il Bronx. Il problema non sono le prostitute, il problema è c'è evidentemente tantissima brutta roba che gira. La sera specialmente non c'è nessuno qua, non c'è un presidio, almeno finora non ce n'è stato. Il controllo ci vuole perché comunque sia c'è troppo disordine soprattutto per le donne. Ma bastano i controlli? No. Basteranno questi controlli o serve altro, alias spedirli in patria se non in regola con il permesso di soggiorno. In mattinata intanto è prevista una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E adesso andiamo da Lorena perché la situazione non solo in quell'area della città comincia a preoccupare, tant'è che in mattinata, come abbiamo sentito, ci sarà un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sì, restiamo in questa zona perché il Comitato dei residenti di Corso Sicilia ha scritto una lettera al nuovo prefetto dicendo che appunto questo fenomeno ha assunto dimensioni allarmanti, la percezione di insicurezza è in costante aumento e vi è una grande preoccupazione che analoghi episodi possano ripetersi. Il Comitato denuncia da anni la situazione di degrado dell'aria, un tempo cuore pulsante della città, ed elenca vari fenomeni di illegalità
illegalità, spaccio di stupefacenti che attrae criminalità e destabilizza il tessuto sociale, ma anche furti, borseggi e atti vandalici all'ordine del giorno, minando la tranquillità dei residenti e dei commercianti. Si segnalano inoltre, scrive sempre il Comitato, schiamazzi notturni, disturbo della quiete pubblica, abbandono di rifiuti e scarso decoro urbano, tutti fenomeni legati, a quanto scrive Ivan Maravigna, che è il presidente di questo comitato, alla presenza di alcuni extracomunitari senza permesso di soggiorno. Alcuni si dedicano ad attività illecite, in particolare all'attività di posteggiatori abusivi, con continue molestie a chi cerca di parcheggiare. Insomma, poi conclude, chiedono l'intervento sia del prefetto che del questore con una serie di proposte che saranno appunto, come dicevamo, oggi sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Adesso andiamo invece a vedere cosa è successo e quali sono state poi le conseguenze nella giornata del 2 giugno sulla A19, sulla Palermo-Catania. Saltano adesso le prime teste, le lunghissime code, l'attesa lunghissima di 5 ore, dimissioni per i 2 subcommissari. L'ANAS chiede anche alle imprese di lavorare di notte per limitare i disagi agli automobilisti. Il servizio. Il traffico di ore, i cantieri nella 19, le polemiche e adesso le dimissioni, travolti dalle critiche del presidente Schifani per il caos generato dai lavori sull'autostrada Palermo-Catania. I 2 subcommissari Lelio Russo e Sergio Tumminello hanno rinunciato all'incarico, giocando d'anticipo rispetto al presidente della regione che aveva fatto trapelare l'intenzione di togliere loro l'incarico dopo che ieri sera si sono registrate code di 15 km in entrambi i sensi di marcia. Ieri, nella festa del 2 giugno, lunghissime chilometriche e le code anche di giorno in uscita e soprattutto in entrata a Palermo. Per uscire dal capoluogo e superare il cantiere su viadotto Perriera si impiegava in media 2 ore, anche 5 ore tra andata e ritorno. Adesso l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme incontrerà il presidente della regione siciliana Renato Schifani, con il quale in queste ore ci sono state varie interlocuzioni telefoniche. L'obiettivo è accelerare i lavori in corso nel rispetto del cronoprogramma, anche con turni notturni per garantire la percorribilità delle tratte autostradali nel più breve tempo possibile. Nel piano dei 2 cantieri, che comprende 64 interventi di varia tipologia, segnaletica, pavimentazione e nuove barriere, per un investimento complessivo di 913 milioni di euro, è stato completato il 32% dei lavori. Allora, 32% dei lavori significa che cosa? Sarà una estate di passione non solo per gli automobilisti? Non solo estate purtroppo, perché in base al cronoprogramma questi lavori dovrebbero continuare almeno fino a febbraio. E devo dire che questa notizia la troviamo in tutte le prime pagine dei quotidiani siciliani, anche perché, diciamo, in autostrada c'erano anche molti deputati regionali. Ma andiamolo a vedere in questo caso sulla Gazzetta del Sud. Palermo-Catania nel caos, si dimettono i vice commissari Lelio Russo e Sergio Tumminello, travolti dall'ondata di indignazione per i disagi. Sono ben 22 i cantieri aperti, cioè 15 km di circolazione a doppio senso e oltre 29 km di carreggiate dimezzate. Qual è la speranza? L'unica speranza, leggiamo, è un accordo con le imprese per fare in modo che alle porte di Palermo si lavori su 3 turni e anche di notte, cercando così di accorciare i tempi dei 2 cantieri che stanno paralizzando il traffico sulla A19 da e verso Catania. Per questo motivo, proprio per incontrare le imprese appaltatrici, l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme sarà domani in città. Che cosa succederà? Se il patto con le imprese non dovesse essere sancito, cioè questi 3 turni e lavoro anche di notte, i lavori e le attuali restrizioni delle carreggiate andranno avanti fino a febbraio, sempre che non ci siano ritardi sulla tabella di marcia. Per la verità non velocissima, visto che a Bagheria per rifare 1,5 km di guardrail si lavora dal settembre scorso e secondo il cronoprogramma si dovrebbe finire a gennaio inoltrato, quindi lavori assolutamente a rilento. A Casteldaccia per altri 650 metri di barriere si lavora da febbraio e si andrà avanti appunto fino al prossimo febbraio.
Grazie Lorena. Adesso l'operazione antimafia di ieri a Palermo, c'è stato un blitz a Porta Nuova, 16 arresti, 29 indagati. Al centro di questa inchiesta droga, scommesse di Cosa Nostra, il controllo proprio di questi affari. L'operazione di ieri è il seguito di una maxi retata che era già avvenuta nel febbraio con 181 persone arrestate. 16 arresti e 13 obblighi di dimora, azzerato il mandamento di Portanuova Palermo, 29 misure cautelari in tutto, eseguite stanotte dai carabinieri e che sono il seguito della maxi operazione di febbraio in cui furono arrestate 181 persone. Emerge una Cosa Nostra legata alle regole dei padri fondatori, ai suoi antichi riti e al tradizionale repertorio criminale fatto di estorsioni, traffico di droga e scommesse clandestine online, ma anche capace di ricorrere ai moderni mezzi di comunicazione per cercare di sfuggire alla pressione investigativa. Una mafia coesa, violenta e vitale che può contare su un'allarmante disponibilità di armi, si legge nella nota dei carabinieri. La mafia gestisce direttamente le piazze di spaccio o impone una tassa ai pusher nel caso in cui deleghi il lavoro sporco. In ogni caso i boss controllano i canali di approvvigionamento. Le sostanze principalmente spacciate sono cocaina e droghe sintetiche. Nel frattempo Cosa Nostra impone i pannelli di gioco per le scommesse. Chi sbaglia viene punito con brutali pestaggi e poi anche investimenti in attività economiche apparentemente lecite. Per smarcarsi dalle intercettazioni Cosa Nostra effettuava telefonate tramite app o anche videochiamate. Canali nuovi che però sono stati prontamente percorsi dagli investigatori arrivati alle fonti. Gli indagati non erano stati inclusi nei provvedimenti dello scorso 11 febbraio nell'operazione Grande Inverno che aveva portato in carcere 181 persone. Torniamo da Lorena per andare a chiudere la rassegna, ma partiamo da questa notizia oppure sono le prime pagine, vedo? Guarda, la vedo di spalla sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, mafia e pizzo, altro colpo al mandamento di Porta Nuova. Ecco qua, sono ritenuti responsabili i 16 arrestati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Per gli inquirenti, e questa è la conclusione, emerge il fatto che Cosa Nostra continua ad esercitare un saldo controllo attraverso un modello organizzativo antico ma aggiornato alle tecnologie e alle reti della comunicazione digitale. Insomma, secondo i magistrati si tratta di un'organizzazione coesa, violenta e vitale con un'allarmante disponibilità di armi. E allora andiamo a proseguire la lettura dei giornali, guardiamo la prima pagina del quotidiano di Catania e la Sicilia che sintetizza con queste due fotonotizie le due notizie del giorno. Da una parte l'inferno a quattro ruote, quello che è avvenuto sulla A19 con code chilometriche sulla Palermo-Catania e sulla Siracusa-Catania, e dall'altra giocare col fuoco, ovvero questa eruzione sull'Etna e le polemiche che ne sono seguite con gli scontri tra versante nord e sud sulla gestione della sicurezza e soprattutto con quelle terrificanti immagini dei turisti in fuga. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano, il tomo di Palermo di Repubblica, il derby tra i due versanti. Anche qua in prima pagina le due notizie e in taglio basso l'autostrada delle code infinite, Schifani si smarca via i burocrati. Questa è invece la Sicilia, abbiamo visto le polemiche, ma andiamo a sentire invece gli esperti. Qui c'è Boris Bank, l'esperto dell'INGV, che dice l'Etna non è un vulcano gentile, è un vulcano attivo, molto attivo. Per 2 mesi, ricorda l'esperto, il cratere di Sud-Est ci ha regalato lo spettacolo di piccoli episodi di modesta attività, quella che si definisce attività stromboliana. Quello di lunedì è stato un parossismo, solo che è avvenuto in condizioni di visibilità eccezionali, e poi si è aggiunto che è crollata una parte del fianco, innescando un flusso piroclastico. E quindi conclude l'esperto, non è un vulcano buono semplicemente, ma è un vulcano attivo, molto attivo e soprattutto incredibilmente affascinante. E qua vediamo ancora su Repubblica, crolli e turisti in fuga, scontro tra i due versanti per la sicurezza, perché come abbiamo sentito anche nei nostri telegiornali il versante sud accusa quello nord di non rispettare le regole, di non seguire gli allarmi che vengono diramati puntualmente. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, incubo Palermo-Catania, troviamo ancora qui le polemiche sulle code chilometriche, l'autostrada
l'autostrada è una trappola, si dimettono i 2 vicecommissari Russo e Tuminello che affiancavano Schifani proprio paradossalmente per accelerare gli interventi. File chilometriche, 22 i cantieri aperti. Andiamo a vedere i numeri appunto di queste code chilometriche. Ci sono ben 120 interruzioni, bastato contarle sul sito web dell'ANAS, 120 solo sull'autostrada Palermo-Catania, 20 milioni secondo CNA Sicilia le imprese, cioè il costo sulle imprese siciliane a causa dei dissesti della rete viaria, 34-32% dicevamo i lavori completati in quel tratto dell'A19 Catania che comprende 64 interventi di varia tipologia. Il 2026 è la data prevista per la consegna dei 2 cantieri tra Altavilla, Bagheria e Casteldaccia. E poi andiamo a vedere altre notizie. Qua siamo appunto sulla Gazzetta. Recupero Beisa, ricordate il veliero affondato un anno fa, più mezzi ma l'emersione solo a fine mese, un'opera di recupero che continua a slittare. I tecnici olandesi, colleghi di quel sub morto in mare durante questi tentativi, hanno lasciato la zona del naufragio a Porticello, in arrivo sommozzatori di altre società, fra loro anche degli italiani, un gruppo di sardi. E poi la catena dei morti sul lavoro in Sicilia, un aumento record. Ieri c'è stato l'ennesima morte sul lavoro. Torniamo a Catania, a Librino, patto educativo per giovani e genitori. Oggi sarà siglata un'intesa guidata dall'Istituto Rita Atria che prevede nella vita scolastica il coinvolgimento del territorio. E poi chiudo con questa notizia: la Sicilia, fanalino di coda negli indici di lettura nazionale. Nella regione risultano operative 203 librerie, ovvero appena 4% su 100.000 abitanti contro il 6,4% del centro-nord. A te Angelo. Grazie Lorena, come sempre, come ogni mattina. Adesso ci colleghiamo con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Oggi siamo a Catania, con noi c'è il sovrintendente Sebastiano Cannavò. Buongiorno. Buongiorno dottor Gagliano, buongiorno a tutti gli telespettatori di Antenna Sicilia. Iniziamo con le condizioni del traffico nelle nostre autostrade tangenziali. Nessuna criticità oggi si registra nel tratto della 20 Messina-Palermo. Sulla 18 Messina-Catania si registrano solamente code a casello di San Gregorio in direzione Catania. Abbiamo del traffico intenso al momento. Sulla 18 diramazione, RA15 tangenziale di Catania, code il traffico intenso in direzione Siracusa e traffico intenso e rallentamenti sulla 18 diramazione dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania Centro. Abbiamo inoltre la chiusura al traffico sulla RA15 della rampa in ingresso dello svincolo di Zia Lisa in direzione Messina a partire già dal 26/5/2025 fino al 13/6/2025 nella fascia oraria dalle 9 alle 18. Sulla 18 Catania-Siracusa-Modica il tratto tra Avola e Cassibile in direzione nord di Siracusa è aperto, ma al momento ancora persiste il divieto al transito dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Tra lo svincolo di Priolo Gargallo e Priolo Sud Floridia, a causa di lavori iniziati il 3/6/2025 fino al 5/6, dalle ore 6 alle ore 18 vi sarà in atto un cantiere e quindi ci sarà un restringimento di carreggiata e saltuarie chiusure al traffico. Come avete accennato abbondantemente poc'anzi nelle varie notizie, sulla 19 raccomandiamo di prestare attenzione e guidare con prudenza a causa dei molteplici cantieri che ci sono in corso. Passando alle strade statali, sulla SS 121 solidi rallentamenti mattutini tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Infine, raccomandiamo a tutti gli utenti della strada di adottare comportamenti sicuri e responsabili. Utilizzate sempre dispositivi di sicurezza e protezione come casche e cinture di sicurezza e di astenersi dall'utilizzare apparecchi radiotelefonici e SIM. Inoltre non impegnate le corsie di emergenza riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso. E ricordiamo che la vostra sicurezza e quella degli altri dipendono soprattutto da voi. Quindi guidate con prudenza nel pieno rispetto degli altri utenti della strada. Dal centro operativo compartimentale della Sicilia orientale è tutto. Buongiorno a tutti.
Grazie per essere stato con noi il sovrintendente Sebastiano Cannavò. Ci ricollegheremo con la Polla Strada, compartimento Sicilia Orientale, domani mattina. Adesso invece vediamo il traffico sulla città di Catania, molto sostenuto, particolarmente attivo oggi il traffico in via Vincenzo Giuffrida. Qui mostriamo le immagini in ingresso e in uscita dalla città con un flusso veicolare, come diciamo, abbondante. Ecco, utilizziamo questo termine. Adesso vediamo anche la situazione sulla circonvallazione all'altezza di via Lodorico da Pordenone. Il traffico anche qui è piuttosto rallentato, come vedete le auto scorrono lentamente in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco. Poi più in alto sul vostro teleschermo in alto a destra vedete la situazione al Tondo Gioieni, anche lì le auto proseguono con una certa lentamente. Ci dobbiamo fermare, siamo un po' in ritardo, allora velocemente andiamo in pausa e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali, sempre con Lorena Dolci. Torniamo insieme, buongiorno Sicilia, adesso i quotidiani nazionali con Lorena Dolci. Sì, andiamo subito a dare un'occhiata. Voglio cominciare con il Corriere della Sera perché guardate, anche oggi, ieri campeggiava su tutti i quotidiani, il Corriere della Sera ci torna anche oggi con questa splendida immagine dell'Etna in eruzione. L'Etna erutta, crolla un pezzo del cratere, fumo e l'erto, un pennacchio spaventoso che si sono appunto sparati, mi viene da dire, in prima pagina. Ma andiamo a vedere poi la Repubblica invece sugli esteri con l'incontro, in questa foto quasi amoroso, tra Macron e Meloni. Che cosa è successo? Lo sintetizza bene La Stampa: disgelo Roma-Parigi, 4 ore di incontro tra Meloni e Macron insieme per un'Unione Europea più forte, sostegno incrollabile a Kiev e coordinati sui rapporti con Trump. Questo in sintesi quello che si sono detti. USA Kiev e patto Meloni-Macron, il titolo della prima pagina. Crosetto dice: Netanyahu produce generazioni di terroristi. Il cardinale Parolin chiede una pace senza umiliazioni per l'Ucraina. E poi invece questa fotonotizia che richiama un servizio all'interno sul lato oscuro dell'America, che andiamo poi a vedere più avanti. Referendum, polemica per la scelta di Meloni, che ha annunciato che si presenterà al seggio senza ritirare le schede. Ha deciso la sua posizione proprio a pochi giorni dalle urne. Veniamo appunto all'incontro con Macron e triangolo con Berlino, che include anche l'accordo per un sistema satellitare alternativo a Starlink. Starlink, lo ricordo, è quel sistema satellitare di proprietà di Elon Musk e quindi di un privato, e su questo in tanti storcono il naso. I due si promettono rispetto reciproco. Dopo i rapporti gelidi degli ultimi anni, le preoccupazioni per il vertice NATO dell'AIA. E andiamo ad occuparci invece di quello che sta succedendo in Ucraina. A Istanbul vanno avanti i negoziati, l'unico accordo è sui morti e i prigionieri. Mosca svela le carte, territori a noi, Kiev neutrale. Le parti insomma sono ancora lontane, c'è l'ok, lo scambio di 6.000 corpi e 1.000 soldati. Trump si dice pronto ad un vertice con i due leader. Zelensky sarà invece al summit della NATO. L'ultimatum dei russi non lascia alcuno spiraglio. Putin pensa già alla nuova fase, insomma dietro i negoziati non c'è per nulla voglia di concludere la guerra, rabbia dopo gli attacchi e fastidio per i ritardi al tavolo. C'è aria di capolinea anche per questi tentativi di negoziati. Vediamo ancora cosa succede agli esteri. La Polonia ha votato, vota a destra con Nawrocki e Tusk si gioca la carta della fiducia. Il vincitore dice: vogliamo vivere in un paese sicuro. Praticamente ha sposato quasi tutte le tesi di Trump. Non si è votato in Olanda, ma è crisi politica. Olanda nella bufera, Wilders e l'ultradestra si ritirano dal governo che è crollato. Il Partito della Libertà, un partito di destra nazionalista e anti-migranti, lascia la
la coalizione, niente riforme dei piani per l'asilo. Questa è stata appunto la motivazione. E poi c'è l'altro scenario di tensione agli esteri, e cioè parliamo di Gaza, colpiti e affamati, scrive il quotidiano La Stampa. C'è stata una nuova strage in un centro aiuti a Gaza, accuse incrociate tra Israele e Hamas. La Croce Rossa conferma, quindi una fonte super partes, che ci sono stati 27 morti. Gli USA dicono: esamineremo le segnalazioni. I commenti da parte dell'esercito israeliano dice: non abbiamo aperto il fuoco sui civili al sito degli aiuti, è falso, riecheggia la propaganda di Hamas, ma abbiamo visto che la Croce Rossa conferma. Ai palestinesi è stata presentata la più cupa delle scelte: morire di fame o rischiare di essere uccisi. Torniamo in Italia. Minaccia alla figlia di Meloni. L'autore del post tenta il suicidio. Questo signore che vediamo qui in questa foto è un professore di tedesco, appunto ha scritto un post come tanti leoni da tastiere. Adesso dice: sono io linciato, non ho retto, oggi probabile provvedimento disciplinare, rischia il licenziamento. È un insegnante di tedesco a un istituto in provincia di Napoli, ha pubblicato domenica un post sui social, un post di minacce nei confronti della figlia della premier Giorgia Meloni. Insomma, gli diceva, insomma, in qualche modo la figlia doveva fare la fine della ragazzina di 14 anni uccisa dal fidanzato. Si è poi scusato dicendo che il testo era stato prodotto dall'intelligenza artificiale, ma evidentemente queste scuse non sono bastate. Vediamo sul Corriere della Sera il richiamo in prima pagina: L'Etna in eruzione, crolla parte di un cratere, polemica sui turisti, non dovevano essere lì. Ma intanto c'è questa bellissima foto che vede veramente la corta distanza fra i turisti che comunque non scappano, ma si premurono di fare foto e video a questa nube ardente. Episodio spettacolare ma non allarmante invece la versione di Marco Neri, un vulcanologo che conosciamo bene, fumo scuro dovuto a lava e detriti, e spiega che in 2-3 minuti il materiale incandescente ha percorso 4 km a 100 km l'ora. Il pennacchio era visibile a chilometri di distanza. Da che cosa è dipeso? Gli chiedono: dalla fusione del fumo bianco della fontana di lava con quello più scuro della frana. Cioè in pratica il pennacchio scuro era anche pieno di detriti. E poi per la cronaca, coppia di uomini uccisi a coltellate, il coinquilino fermato a Barcellona, le vittime gli affittavano una stanza e le liti dopo la decisione di mettere in vendita l'appartamento. Tra l'altro è stato un delitto veramente efferato e orribile. E poi il giallo di Maddie, che forse chi ha una certa età si ricorderà perché è successo 18 anni fa, la scomparsa di una bimba inglese da un villaggio turistico in Portogallo. Adesso, a ben 18 anni da quel giorno, si riaprono le ricerche perché è arrivata una soffiata, guardate, nei pozzi. È corsa contro il tempo perché il sospettato Bruckner è in cella per uno stupro, ma uscirà a settembre e chissà se vedremo la parola fine a questo giallo. Torniamo ancora in Italia. Colpito con il taser, Riccardo muore di infarto a 30 anni. Il dramma è successo a Pescara. Questo giovane era stato arrestato per resistenza. Il padre dice soffriva di psicosi, era in cura, vogliamo capire cosa è successo. Naturalmente non è il primo caso di taser. E poi il caso di Martina, c'è stata l'autopsia che ha rivelato che questa 14enne è stata colpita ben 4 volte con una pietra e che il fidanzato l'ha nascosta mentre era ancora agonizzante, un'agonia che è durata almeno qualche minuto, e lui ha infierito mentre era in ginocchio colpendola alla testa. Quanto a lungo sia durata l'agonia si capirà più avanti, ma l'autopsia conferma che la ragazzina di 14 anni non è morta subito dopo le prime sassate inferte su di lei da Alessio Tucci. E quindi orrore su orrore. Veniamo al delitto di Garlasco. Continuano a uscire sempre dettagli che però finora non hanno aiutato a completare il quadro.
ecco gli audio di Sempio, che è l'ultimo indagato, lo vedete in questa foto, in cui fra l'altro dice: i magistrati vogliono finire in fretta. Riemergono i file delle intercettazioni del 2017 sui telefoni in auto del nuovo indagato per il delitto Chiara Poggi. Che cosa ha detto inoltre Sempio in questi audio? Mi hanno fatto domande che io ho capito perché me le facevano, comunque secondo me erano abbastanza dalla parte mia. E poi: Michele, eri il mio più grande amico per anni, siamo cresciuti insieme, di tutte le robe che potevi fare nella tua vita proprio impiccarti. E questo era un altro dei protagonisti entrati in questa vicenda. E poi c'è quest'altra vicenda davvero assurda: i bambini intossicati dal cloro in piscina, non respiravamo più. Roma, paura per 4 fratellini e un'amica, sequestrato il centro, uno dei piccoli in terapia intensiva adesso rischia danni neurologici. Qui ci fermiamo, a te Angelo Gagliano. Grazie allora Lorena, torneremo di nuovo da te più avanti. Adesso facciamo una breve sosta perché andiamo a vedere le previsioni meteo e poi i primi ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'anticiclone presente sul Mediterraneo viene disturbato al nord dal passaggio di un impulso instabile che porterà qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi. Al centro-sud bel tempo, così come in Sicilia, dove l'anticiclone regalerà un mercoledì con cieli ancora pressoché sereni ovunque, al più qualche velatura di passaggio, ventilazione debole di brezza e mare generalmente quasi calmo. Le temperature saranno tipicamente estive, valori ancora però sopportabili, con massime vicine ai 30 gradi nelle aree interne. Poi giovedì avremo un'altra giornata di sole su tutta l'isola per la persistenza dell'anticiclone, con ventilazione debole e mare poco mosso e con temperature che tenderanno gradualmente ad aumentare, valori massimi che già si porteranno intorno ai 31-32 gradi nelle aree interne, caldo che diverrà via via più intenso verso il fine settimana. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Rieccoci insieme, buongiorno Sicilia. Prima di presentare gli ospiti c'è un aggiornamento dalle agenzie. Una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in nottata a Mazzara del Vallo, sempre in provincia di Trapani. La giovane era a bordo di uno scooter che era guidato da un amico, anche lui minorenne, rimasto ferito, che si è scontrato poi con un'autovettura. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze del 118, ma per la sedicenne non c'è stata nulla da fare. Allora, buongiorno agli ospiti stamattina. Buongiorno dottor Emanuele Farrugia, che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania, e buongiorno anche al dottore Michelangelo Privitera, buongiorno, e direttore della sezione Igiene Urbana Veterinaria dell'ASP di Catania, per abbreviare diciamo il tutto. Qual è l'occasione per incontrarci stamattina? Questa legge che è rivoluzionaria per quanto riguarda il nostro Paese e riguarda in maniera particolare il modo di considerare gli animali. Sì, infatti la cosa importante, la prima cosa da mettere, da tenere in considerazione è che il titolo 9 bis del codice penale parlava prima di delitti contro il sentimento, quindi in effetti puniva tutte quelle azioni che provocavano un sentimento nei confronti per l'uomo verso gli animali, sto dicendo, era quello. Adesso invece è cambiato il titolo ed è delitti contro gli animali, quindi sto dicendo l'animale ha effettivamente assunto un ruolo che prima non aveva, diventa soggetto di diventa soggetto, sto dicendo, per cui si consumano questi atti, sto dicendo, ed è soggetto tutelato adesso dalla normativa penale. Normativa che non si limita, diceva prima lei, è proprio penale, non si limita soltanto da sanzioni amministrative. Sì, no, sto dicendo, c'è stato un inasprimento di tutte le sanzioni, sto dicendo, anzi è stato aggiunto anche un nuovo articolo che è il
il 544 septies, che comporta delle aggravanti quando queste azioni sono effettuate o in presenza di minori, sto dicendo, quindi o se sono fatte nei appunto confronti di più di un animale, e sono state inasprite tutte quante le sanzioni. Specialmente per quanto riguarda l'articolo 544 ter, che era quello di maltrattamento degli animali, prima la sanzione prevedevano o la sanzione amministrativa, quindi pecuniaria, o la sanzione di tipo reclusiva, quindi la reclusione. Adesso è stata tolta questa opportunità, questa ovvietà, quindi si applicano nel momento in cui viene applicata, si applicano tutte e due, sto dicendo, possono essere applicate tutte e due. Allora, abbiamo detto prima, quando abbiamo iniziato, che si tratta di una svolta, di una rivoluzione, sì, da un punto di vista normativo per il nostro Paese, e assieme a queste diciamo, pene e di carattere amministrativo, diciamo, sanzionatorio amministrativo, con delle multe, diciamo così, delle ammende, c'è anche il carcere. Però viene punito anche un altro, diciamo, un altro aspetto si introduce, quello della la lotta al traffico dei cuccioli, sì, di determinate razze, chiaramente di animali. Anche questo è un tema piuttosto sentito. Sì, erano già previste alcune sanzioni dalla legge 201 del 2010. Queste sanzioni sono state inasprite sicuramente, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista penale, quindi si cerca di combattere effettivamente la introduzione illecita all'interno del nostro territorio di animali provenienti da altri stati, che sappiamo è sempre stata abbastanza massiva, sto dicendo. In effetti quasi tutti quanti, molti di cuccioli che vengono venduti sia web sia da persone private, no, o anche negozi, spesso provengono da paesi dell'est, sto dicendo, dove gli animali sono allevati non in condizioni come sono specifiche previste dalla cosa legge, e poi vengono introdotti spesso senza certificazione sanitaria che possa garantire non solo lo stato di salute dell'animale, ma anche la riduzione dei rischi delle zoonosi, perché sappiamo che ancora nei paesi dell'est sono paesi dove è presente la rabbia, non è indenne come da noi, e quindi se l'animale non viene introdotto con tutte le certificazioni per la rabbia e tutta l'attività sanitaria per la rabbia fatta in modo concreto, i rischi che possiamo reintrodurre la rabbia sul nostro territorio esistono. Allora, tutto questo per introdurre anche un altro tema, perché l'ASP di Catania, proprio vista questa rivoluzione, no? si dota di una nuova figura, che è quella del tecnico veterinario. Ed è la prima, per la prima volta avviene questo in Sicilia. Lo chiedo al dottore Farrugia, che è il direttore proprio del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Sì, tutto nasce innanzitutto da un'opportunità che è quella del Piano Sanitario Nazionale, quindi un progetto sulla leishmaniosi, che sappiamo essere un'antropozoonosi indiretta, quindi una malattia trasmissibile dall'animale all'uomo per mezzo di un flebotomo, che è una zanzara. Non è una zanzara qualunque, comunque è un insetto volante. Insomma, è un vettore che potrebbe contagiare l'uomo. Esatto. Ci sono casi di leishmaniosi umana in Sicilia e casi di leishmaniosi animale in Sicilia. Quindi in questo progetto, che prevede una serie di prelievi sugli animali, delle diagnosi, delle terapie, insomma un progetto regionale e finanziato dal Piano Sanitario Nazionale, abbiamo voluto inserire la figura del tecnico veterinario, che non sostituisce ovviamente l'attività veterinaria, che consiste in diagnosi, cura, interventi chirurgici, soprattutto nella UOC diretta dal dottore Privitera. Un numero, così per fare un esempio, facciamo 3.200 ovaroesterectomie, sono interventi a cielo aperto come quelli che si fanno in umana, quindi c'è un'attività chirurgica intensa diretta sugli animali, e questi animali vengono portati dai comuni, soprattutto dal comune di Catania, che ringraziamo perché ci dà un bel presidio, e il medico veterinario verrà affiancato da questa figura del tecnico veterinario, che è un laureato che fa un corso di laurea
di 3 anni, con una sigla tecnicamente si chiama L38, che ha fatto un corso specificatamente sui piccoli animali, perché ci sono 10 indirizzi, noi abbiamo scelto quello sui piccoli animali. Sostanzialmente il tecnico veterinario prepara la sala operatoria, i ferri chirurgici, cura l'armadietto farmaceutico, sta in sala operatoria, quindi sostituisce i ferri al bisogno e affranca il medico veterinario, chirurgo in questo caso, da tutti quegli adempimenti che prima faceva che non erano propri del suo profilo, e questo ci permette di fare più attività ed è anche l'interfaccia con le associazioni animaliste, quindi il terzo settore, che fanno volontariato, che portano questi animali per essere sterilizzati e contribuiscono alla lotta al randagismo. Lei faceva prima riferimento ad una struttura presente sul territorio di Catania dove il tecnico veterinario opererà e starà accanto proprio opererà nel senso che lavorerà accanto al medico, è la struttura di Nesima, sì. Una struttura proprio dell'ASP dove insomma fate tantissime attività. Sì, la struttura in realtà è di proprietà del comune che deve darcela per queste attività per il randagismo, ma l'ASP l'ha riempita di organico, di attrezzature, per questo ringrazio la direzione strategica che non ci ha fatto mai mancare niente e ci permette di fare questa grande attività. Addirittura, dico, non voglio anticipare niente, ma abbiamo in progetto una sala per il day hospital, quindi una sala per il risveglio. Sempre attingendo a un progetto abbiamo avuto dei fondi e stiamo per realizzare questa sala, quindi significa che l'animale non si risveglia più nella gabbia con cui è stato portato o nell'ambulanza con la quale è stato portato dalle associazioni animaliste, ma diamo l'opportunità in una sala, quindi opportunamente dotata di ossigeno e altre necessità, monitoraggio di parametri vitali e altro, lo facciamo svegliare in questa sala e poi viene riconsegnato sveglio, ovviamente, è in grado di avere tutte le sue funzioni vitali alle associazioni che ce l'hanno portato. Allora, diciamo che, tornando proprio alla legge, anche da quello che abbiamo sentito dal dottore Farrugia, c'è una maggiore, cioè l'animale viene trattato come se fosse un essere umano, diciamo così, viene equiparato. Vengono garantite le stesse prestazioni sanitarie e la stessa attività sanitaria che viene garantita per le sale operatorie umane si sta cercando di garantire anche per le sale operatorie veterinarie, non solo quelle dei privati ma anche noi nel pubblico, dove interveniamo sugli animali randaggi, quindi che sono animali che stanno fuori, vivono fuori come cose, quindi hanno dei bisogni sanitari diversi molto spesso una rispetto tutela a quelli più diretta, mettiamola così, nei confronti degli animali che fino a qualche tempo fa venivano considerati come degli oggetti, no? Che facevano parte dell'arredo quasi delle abitazioni. Parliamo degli animali domestici. A proposito di animali domestici, c'è il divieto anche di utilizzare le pellicce fatte con gatti domestici. Certo, non solo c'è in questa legge finalmente c'è il divieto di utilizzo delle pellicce, già c'era espressamente sancito, ma finalmente abbiamo il divieto di detenzione alla catena del cane, cosa che non era presente solamente in alcune regioni per norma regionale. In Sicilia era stato fatto 2 anni fa una circolare in cui cercavamo di è stato dato da parte dell'assessorato un divieto principalmente per il periodo estivo, era quello. Adesso il divieto è sancito, il cane non può essere più detenuto a catena, può essere detenuto a catena solo se c'è una necessità di tipo sanitaria, con una certificazione del medico veterinario. Volevo dire anche un'altra cosa su questa legge che è passata, è un articolo che è quasi passato sotto gamba, ma che abbiamo voluto, ve devo dire, noi della Regione Sicilia, principalmente il garante dei diritti degli animali, eccetera, ed è
la non sanzione amministrativa nei confronti delle persone che vengono a identificare i propri cani e si autodenunziano. Uno dei grossi problemi che avevamo in Sicilia era quello di dover applicare a chi identificava o chiedeva di identificare un cane al di fuori dei termini previsti dalla normativa vigente, di dover applicare una sanzione che era di 300 euro per ogni soggetto. C'è un articolo, l'articolo 11, che dice espressamente che per il detentore o il proprietario degli animali che adempia volontariamente all'obbligo di iscrizione non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Quindi questa è una cosa che può incentivare ancora di più le identificazioni e le iscrizioni all'anagrafe. Insomma, mi pare che si è fatto un grosso passo avanti. Sì. Se mi consente una battuta c'è sul tecnico veterinario, un veterinario e un tecnico veterinario sono accomunati dall'amore per il benessere animale. E quindi insomma c'è questo senso di affettività anche non solo da parte dei padroni, diciamo così, degli animali, ma anche da parte del medico, che adesso ha una maggiore possibilità di poter operare con garanzie e con assistenza adeguata nei confronti proprio del cane, del gatto, dell'altro animale che dovesse arrivare per l'appunto nel vostro centro. Grazie allora per essere stati con noi stamattina al dottore Emanuele Farrugia, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania. Grazie anche al dottore Michelangelo Privitera, che invece è il direttore di igiene urbana veterinaria ASP di Catania. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Salve. Ci dobbiamo fermare, breve sosta e poi torneremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo in studio con Buongiorno Sicilia. Ora parliamo di un fenomeno non solo social, un fenomeno della rete, ecco, mettiamo così, quando per rete intendiamo il mondo di internet, un mondo variegato. Buongiorno a Salvo La Monica. Buongiorno a voi, grazie. Tu sei un youtuber, si dice così? Sì, nasci come youtuber? Nasco come youtuber e prima ancora come filmmaker e videomaker. Allora, andiamo con ordine e cerchiamo di capire com'è che comincia ad avere questa passione. Da dove nasce e perché? Allora sì, ultimamente è stato inviato in TV il video di Giovanotti Tanto Tanto da Striscia la Notizia, che è un video remake e si rifà al video originale di Giovanotti. E tu sei uno specialista di video remake, diciamo che insomma, tu nasci proprio rifacendo alcuni grandi successi che non sono delle cover, perché non sono effettivamente cover, ma è una, come dire... Una rivisitazione. In studio abbiamo visto un esempio di come tu praticamente ricostruisci il video originale messi a confronto uno accanto all'altro e lo interpreti a modo tuo. Esatto, è una passione che nasce molti anni fa, prima di Striscia la Notizia, e iniziai giusto nell'anno 2005-2006, c'era una trasmissione televisiva su All Music, l'emittente musicale che c'era una volta, dove gli ascoltatori erano invitati a inviare il proprio video playback all'interno di una rubrica che si chiamava Community. Che cos'è il video playback? Per chi non lo sa, è appunto il rifare il video di un cantante famoso, però utilizzando l'audio e quindi la voce del cantante famoso, quindi rifacendo il video con molta attenzione, accuratezza in tutti i dettagli e in tutti i particolari. Vabbè, la cosa importante che viene fuori adesso guardando le tue note è che su YouTube sei davvero un fenomeno, fra virgolette, perché hai superato il 1 milione di fan, tant'è che ti sei aggiudicato una prestigiosa, diciamo, qualifica, mettiamo così? Sì, la targa della Golden Play Button, che equivale appunto a essere la targa d'oro per aver raggiunto il 1 milione su YouTube. Questo, quante volte hanno cliccato, hanno praticamente visto le tue cose in maniera impressionante? Impressionante, sì, tantissime volte, però questo è un percorso, nel senso che dopo Community, dopo i video playback, nel 2012 ho fatto un corso di formazione alla RAI, quindi la Radio Televisione Italiana, dove ho avuto l'onore anche di poter, diciamo, conoscere persone del calibro
calibro come Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, che diciamo hanno ampliato anche le mie conoscenze a livello dello studio, a livello diciamo proprio video, di tutto. Quindi ho fatto tesoro diciamo di questi insegnamenti, e poi nel percorso, dopo quel diciamo fantastico Rai Lab, ho continuato appunto su YouTube ed è arrivato appunto il momento dei premi. Prima c'è stato il Silver Play Button per aver raggiunto i 100.000 iscritti. Quindi poi... prima l'argento, poi siamo arrivati all'oro. Quindi c'è stata una scala, esatto. E ci siamo arrivati gradualmente. Tu mi dicevi sei anche un filmmaker, sì. Una collaborazione, tu hai partecipato praticamente ad un prodotto che assieme tra Rai e Università La Sapienza, e da lì poi è arrivata per te la qualifica di filmmaker. E poi ho ritirato la qualifica come filmmaker, infatti ho avuto l'attestato, il riconoscimento appunto da filmmaker. Poi ho deciso appunto di abbandonare la televisione per dedicarmi direttamente al web, quindi ho dato anima e corpo solamente a internet, perché ho pensato e pensavo e penso ancora oggi che il futuro appunto sia internet, ma anche potendo riaccedere, ritornare alla TV e quindi farli diventare un tutt'uno, quindi TV e web che magari lavorano insieme. Nella tua testa però c'è anche altro, ci sono anche i videogames. Sì, ci sono anche i videogames. Qualche anno fa è venuto a mancare il mio gattino e ho deciso appunto di realizzare un videogioco come protagonista il mio gatto, diciamo ricostruito in 3D, dove in tutti i vari livelli di questo videogioco il gatto guida la macchina, guida la motocicletta, è un gatto diciamo bipede che ha le mani come se fosse un umano, però ha il corpo e la faccia di un gatto. Credo che era molto diciamo creativo poterlo rivedere, poterlo diciamo farlo vivere diciamo tramite il videogioco. Non ti sei fatto mancare nulla, stiamo vedendo intanto delle cose sempre che scorrono, chiaramente che ti riguardano. Questo è Kamehameha Dancing, sono anche un cosplayer, quindi ho realizzato dei vari brani. Vorremmo arrivare proprio al Ball. fatto che dalla web alla musica c'è anche questo passaggio per te. Sì, molto importante. Le trasformazioni di Dragon Ball per me rappresentano appunto l'evoluzione, come in questa canzone della Kamehameha, che ognuno di noi si evolve, diventa sempre più forte, cerca sempre di migliorarsi con tanta umiltà ogni volta, di riuscire a superare gli ostacoli quando ci sono degli ostacoli. Probabilmente Dragon Ball rappresenta proprio questo, il livello di poter superare il proprio livello e accedere al prossimo livello. Quindi uno step successivo, un continuo avanzare, praticamente ci sarà un momento in cui, almeno in questa fase, ci sarà una sorta di game over, no? Quando, parlando del videogioco, torna al videogioco. Esatto. Come finisce questo videogioco? Come l'hai immaginato? Non quello che abbiamo visto prima, ma quello del tuo gatto. Sì, quello del mio gatto si conclude che dopo che lui raccoglie tutti i polli, in tutti i livelli, è libero di poter tornare da me. Tramite un viaggio spaziale nello spazio, tramite un sole lunare con la testa di gatto. Una fantasia davvero molto molto sviluppata, però volevo tornare alla tua passione per il web, perché abbiamo parlato di YouTube, ma adesso diciamo che il social più in voga in questo momento, ci sono delle fasi, sappiamo che i social camminano di pari passo con le tendenze, con le mode, adesso c'è TikTok e anche lì, voglio dire, non hai fatto mancare la tua presenza. Non ho fatto mancare la mia presenza, ho raggiunto i 100.000 iscritti anche su TikTok, quindi diciamo che mi do da fare un po' dappertutto, un po' su YouTube, un po' su TikTok, qualcosina anche su Instagram, quindi sì, diciamo che TikTok adesso diciamo che si è anche portato avanti, quindi in un certo senso ho caricato dei contenuti anche lì video del calibro come The Mask, Dragon Ball e anche le stesse canzoni che ho ricreato hanno avuto il suo successo. Questa per esempio è una trasformazione in 3D del licantropo il lupo mannaro che ho ricostruito, è un cartone animato del 1985 tratto dal film di Michael J. Fox Voglia di vincere, ed è stato fatto questo cartone animato tratto da quel film, quindi questo sarebbe una sorta di Michael J. Fox animato, che però ho ricostruito il viso del mio avatar giusto per essere personalizzato e l'ho diciamo ricostruito con gli stessi vestiti che aveva il cartone originale, quello del 1985, quindi è una rivisitazione tutta tridimensionale, quindi ho ricostruito la trasformazione, le orecchie, i denti che stiamo vedendo per l'appunto queste fasi. Non vogliamo spoilerare nulla assolutamente, però ti chiedo di anticiparci in una quarantina di secondi, questo è il tempo che ci resta da passare insieme.
Che cosa stai preparando? Sto preparando dei nuovi video musicali, di cui uno è già uscito sul mio canale YouTube, che si chiama Sfume Sfumeggiante, che è un video che riguarda il mondo di The Mask, però è un singolo inedito, quindi lo potete trovare sui miei social, potete trovarmi su YouTube come Salvo La Monica, Music and Cosplay, perché ho il canale su YouTube, però ho anche un secondo canale, Salvo La Monica Digital Animator, che tratta solo video di animazione digitale. Per quanto riguarda lo spoilerare, se mi seguite sui canali YouTube lo scoprirete molto presto. E quindi non ci ha detto praticamente nulla, o quasi. Va bene, grazie allora a Salvo La Monica per essere stato con noi questa mattina. Fra poco, restate con noi a Buongiorno Sicilia, ci colleghiamo, vedo già pronto il collegamento con Palermo, c'è Marco Gullassi, ma lui c'è un ospite, lo svegliamo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia torna fra qualche istante. Eccoci di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso ci colleghiamo con Palermo, vedo già Marco Gullà, insieme a lui c'è anche Mario Attinasi che è presidente di Asso Impresa. Grazie, buongiorno per essere con noi stamattina, parliamo di un tema che è di grande attualità, quello chiaramente dei rischi che ci sono nel mondo del lavoro e di quello che può capitare quando non si effettuano con attenzione non solo i controlli ma anche la prevenzione. Ecco, insomma, bisogna evitare che si susseguano purtroppo, come avviene sempre, delle tragedie proprio quando si va a lavorare. Di tutto questo parleremo stamattina. Marco, buongiorno, buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti, sono con appunto Mario Attinasi, lo hai presentato tu, è un ritorno per Mario, anche recentemente abbiamo affrontato altri temi appunto con il presidente di Asso Impresa, sicurezza nel lavoro, che non riguarda soltanto gli ultimi incidenti che ci sono stati, le ultime morti bianche purtroppo che hanno flagellato in questo caso la Sicilia. La sicurezza sul lavoro ovviamente va purtroppo ad abbracciare anche altri temi, come ad esempio la sicurezza sul lavoro nei condomini, che magari affronteremo nella successiva domanda. Intanto Mario Attinasi, è un tema purtroppo sempre attuale, quello della sicurezza e soprattutto degli incidenti. Spesso ovviamente abbiamo anche trattato nel corso dei nostri TG delle morti degli operai durante appunto il lavoro, e i dati purtroppo, mi preme sottolinearlo, aumentano rispetto agli anni addietro. Sì, intanto vi ringrazio per l'invito e saluto naturalmente tutti i telespettatori che sono in ascolto. È un tema purtroppo molto anche temuto dal punto di vista poi dei risultati, che soprattutto nel 2024 ha fatto registrare un più 40% rispetto agli infortuni sul lavoro. Cioè più 40%, un dato davvero... Sì, è un dato che deve far riflettere, anche se c'è da dire che questo 40%, poiché questa percentuale è stata determinata soprattutto nel settore dell'edilizia, c'è da tenere conto dei tanti lavori effettuati nei vari prospetti condominiali, e quindi questi lavori che sono stati svolti tra l'altro col bonus edilizia nel periodo a cavallo tra il 2022 e il 2024 naturalmente ha fatto lievitare questa percentuale, ma questo non significa che però è un tema che bisogna attenzionare, dove c'è ancora molto da fare, ma soprattutto dal punto di vista della formazione. E quando parlo di formazione metto dentro anche gli imprenditori, perché a volte accadono degli incidenti veramente per delle banalità e purtroppo poi gli incidenti invece sono incidenti seri, anche mortali. Quindi bisogna fare un passo indietro rispetto a quello che potrebbe essere una revisione di tutto il sistema della sicurezza, affrontando insieme imprenditori e anche diciamo lavoratori tutto quello che c'è da considerare rispetto anche alle cose più banali, come per esempio mettersi un casco mentre si fa un ponteggio piuttosto che mettersi una cintura. Possono sembrare delle cose banali, ma a volte basterebbe anche questo gesto per salvare delle vite umane. Dottor Attinasi, con i
Marco, Sì, scusate, vai, volevo semplicemente chiedere, ma secondo il dottor Attanasi il problema è nella prevenzione che non è sufficiente, nel fatto che non ci sono controlli? Cosa serve? Serve una maggiore preparazione anche degli stessi lavoratori? Sì, esatto, ha detto bene. Un po' quello che ha detto lei. Naturalmente con percentuali diverse, io metto sempre, ma perché diciamo la mia formazione, scusate il gioco di parole, metto sempre la formazione dinanzi a tutti questi ragionamenti, perché la formazione è basilare per prevenire gli infortuni. A volte c'è anche una questione di conoscenza delle norme basilari. Naturalmente il tema dei controlli è un tema anche importante, ma io non ho una mentalità repressiva, anzi ho una mentalità preventiva, per questo parlo di formazione. Tra l'altro volevo anche introdurre un altro tema. Mario Attanasi, assieme alla sua associazione di categoria Assoimpresa, nei prossimi giorni, esattamente venerdì, organizzerà proprio un convegno sulla sicurezza sul lavoro nei condomini, perché a volte apparentemente i condomini sembrano dei luoghi di lavoro sereni, tranquilli, invece possono, Mario Attanasi, nascondere tante insidie. Sono addirittura in aumento gli incidenti proprio sui condomini. Tra l'altro, insomma, negli ultimi anni abbiamo anche purtroppo raccontato di morti bianche durante questi lavori, magari quando si alzano dei ponteggi o si fanno anche dei lavori di ristrutturazione proprio nei condomini. Sì, questo convegno lo stiamo organizzando con la nostra federazione FIAC, Assoimpresa, la nostra federazione nazionale degli amministratori di condominio, che hanno questa sensibilità nel voler informare tutti coloro che lavorano attorno al sistema condomini, tant'è che sono invitati tra relatori degli esperti in questa materia. È un convegno che stiamo organizzando con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, di ANCE, quindi Confindustria, e di altre sigle importanti che insieme a noi hanno capito quanto sia importante la informazione e naturalmente la formazione. Che è un convegno che è naturalmente aperto a tutti, bisogna però registrarsi e durerà tutta la giornata di questo venerdì 6 all'AS. Saranno dati anche dei dati, perché insomma, come dicevo poc'anzi, gli infortuni crescono anche per quanto riguarda una banale, diciamo, tra virgolette, banale, passami un po' il termine, ristrutturazione, diciamo, di una facciata. Sì, come dicevo prima, quando parlavo di alcuni dati, naturalmente stiamo parlando comunque di condomini a volte anche che sono di una complessità importante. Parliamo di condomini dove vivono anche 500 famiglie, ecco. E lì diventa ancora più complesso, perché bisogna avere una gestione sia per quanto riguarda l'appalto dei lavori, ma anche poi nella conduzione come committenza dei lavori, quindi assicurarsi che tutto venga svolto in un certo modo, anche perché lì tra l'altro ci sono delle responsabilità. Adesso gli amministratori di condominio è un mestiere vero e proprio, prevede naturalmente una formazione, tant'è che noi durante il convegno, alla fine del convegno, faremo anche degli esami, saranno rilasciati degli attestati. Quindi l'amministratore del condominio è un mestiere veramente difficile, complicato, occorrono delle competenze, e questo servirà anche a prevenire infortuni per quanto riguarda il mondo del lavoro. Angelo, abbiamo un minuto? Sì, ce l'abbiamo? Sì, ancora un minuto, esatto. Se vuoi possiamo, insomma, io da calciofilo posso fare una sorta di cambio gioco, insomma, da cambio, insomma, di fascia, perché Mario è anche un grande esperto di turismo. Sì. E tra l'altro, insomma, recentemente abbiamo anche affrontato il tema turismo con lui, presidente di Assoimpresa. Proprio 30 secondi, Mario, ci abbiamo verso una stagione, diciamo, importante, turistica. Ne parlavamo poc'anzi, tu mi hai detto, dice, guarda, ne vorrei parlare perché, diciamo, è una stagione forse anche cruciale per far fare il salto di qualità a Palermo e alla Sicilia, questa. Sì, è una stagione che è già iniziata, con dei numeri importanti in Sicilia, per fortuna.
Però volevo anche approfittarne, Marco, perdonami, anche per fare per elogiare quello che sta facendo il presidente Schifani, perché sta affrontando dei temi veramente importanti per la Sicilia, come quello della crisi idrica, che ovviamente rientra anche poi con il progetto dei dissalatori, e questo ha provocato naturalmente delle reazioni del mondo, chiamiamolo, del malaffare. Noi prontamente abbiamo dato il nostro piccolo contributo facendo un comunicato stampa di vicinanza al presidente Schifani, ma a tutta la giunta regionale, perché stanno portando finalmente avanti dei temi che ci dovrebbero in qualche maniera rendere più liberi da certe problematiche che nel 2025 sono veramente assurde. E che hanno ovviamente anche purtroppo inciso anche sul turismo. Certo, perché ricordiamoci ad Agrigento sono state tantissime disdette. Esatto, l'anno scorso ad Agrigento i turisti purtroppo sono dovuti andare via perché banalmente non riuscivano nemmeno a farsi la doccia. Quindi vedete come poi tutto coincide ed è collegato anche ad aspetti appunto legati al mondo del turismo. Grazie. Allora Marco Gullà da Palermo, assieme a lui anche il dottore Mario Attinasi, presidente di Asso Impresa. Buon lavoro, in bocca al lupo. Adesso ci fermiamo per pochissimo, vediamo le pillole di Almanacco e poi collegamento, lo vedo già insieme a noi, con Marco Amato. A fra pochissimo. Oggi è la giornata mondiale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, istituita nel 1982 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per portare il tema della violenza sui minori all'attenzione mondiale con l'obiettivo di sensibilizzare e garantire l'impegno delle nazioni. Oggi parliamo di progresso scientifico, ma sapevate che durante la prima proiezione pubblica dei Fratelli Lumière del 1896 il pubblico scappò dalla sala per paura di essere travolto da un treno? Stiamo parlando dell'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat. Rappresentava appunto l'arrivo di un treno in stazione con un'inquadratura non frontale ma inclinata che permettesse di dare una maggiore profondità di campo ed un'intensa immedesimazione allo spettatore, talmente intensa da causare appunto una tale reazione e sancire la nascita del cinematografo come intrattenimento. Ci siamo, eccoci. Allora Marco, buongiorno a te, buongiorno alla tua tazzina che ha dei colori bianco e azzurro, blu, vedo io, anche se sarebbe stato meglio il nero-azzurro per quello che capisco io stamattina, o insomma il nero-azzurro non c'è più e quindi forse il bianco ci sta bene. Buongiorno. Esattamente, buongiorno e bentrovati. Dunque, la mia tazzina era un po' un omaggio a quella che sono i colori dell'Inter, chiaramente per come ho potuto stamattina. Proprio perché oggi vi parlo del suo allenatore, perché ho trovato molto interessante l'azione di Saturno nel segno dell'Ariete, quindi Simone Inzaghi abbandona l'Inter proprio perché, avendo concluso la stagione con nessuna vittoria, quindi con nessun titolo, finalmente adesso decide di abbandonare l'Inter e si rivolge a un club calcistico di origine araba, Al-Ahly, che invece gli garantisce 50 milioni di euro per 2 anni. Bene, questo è proprio l'osservazione del suo segno zodiacale, è Ariete, per cui Saturno è entrato in questo segno zodiacale. Saturno toglie, ma Saturno dà e costruisce. Quando è nel segno zodiacale il pianeta degli anelli è soprattutto il pianeta del lavoro, per cui decostruisce un passato per approcciare a un presente su basi totalmente nuove. Saturno sono certo che darà al signor Inzaghi una base incredibilmente forte e sono certo che gli farà fare molto bene in questa nuova avventura calcistica. Ebbene,
l'azione di questo pianeta tanto vituperato e tanto a volte bistrattato dall'astrologia da rotocalco, come la chiamo io, non è da sottovalutare. Saturno è il pianeta dell'inserimento pratico nella realtà ed è proprio il pianeta che assicura il piano reale, quindi in bocca al lupo al signor Inzaghi. Oggi invece vi parlo di una luna che transita da Vergine a Bilancia, quindi una luna un po' meticolosa e puntigliosa nella mattinata, mentre invece in serata si trasforma in una luna molto dinamica e socievole. Vediamo cosa succede per i segni zodiacali. Ariete, e beh, proprio per voi che siete depositari del pianeta Saturno, questa luna in serata sarà una luna che vi costringerà a fare i conti un po' con le vostre relazioni, per cui il rapporto io agli altri sarà oggi particolarmente pregnante, uscite di più, socializzate. Toro, per voi la luna è un'amica consigliera tutta la mattinata, in serata invece vi farà sentire un po' stanchi, un po' scollegati dal mondo, ma avete lavorato così bene e così tanto, siete comunque contenti così. Gemelli, per voi la luna è una luna che anche in mattinata è stata di quadratura, quindi un po' fastidiosa, in serata si trasforma in un bellissimo trigono, accendendo amore e passione. Cancro, la luna è il vostro pianeta, per cui potreste ancora puntualizzare su alcune cose in mattinata, mentre invece di sera forse potrebbe essere una luna di presa di coscienza, di uno sguardo interiore importante, ascoltatela. Leone, per voi invece la luna si sposta in una dimensione abbastanza socievole e comunicativa, di relazione, fatta di incontri molto particolari e di un'attesa che oggi però non vi dovrà snervare, perché ne varrà la pena. Vergine, la luna abbandona proprio voi oggi, per cui è una luna che diventa più pratica, meno teorica, meno filosofica ma più concreta, e vi fa in serata una bellissima e dolce sorpresa. Bilancia, luna in serata nei vostri gradi, quindi preparatevi a esplodere di nuovo socialmente, a darvi un po' un tono decisamente più importante, un impegno che sembravate di sdegnare invece si trasforma in un'ottima occasione. Scorpione, per voi la luna comincia a essere un po' più psichica, un po' più consigliera, vi sussurra messaggi d'amore, vi parla in una maniera intuitiva. Lo Scorpione che sembra tornare sempre più il misterioso segno d'acqua affascinante che tutti conosciamo. Sagittario, per voi la luna in serata sarà generosa e rimette un po' le cose a posto con il partner, quindi una luna che porta pacificazione. Capricorno, una luna che in serata potrebbe farvi sentire stanchi o insofferenti, è molto probabile che declinerete qualche invito o che proprio non vi andrà di sottostare ad impegni lavorativi ad oltranza. Acquario, una luna di trigono per voi meravigliosa in serata, per cui vi ricaricherete molto da questo pomeriggio che porterà delle soluzioni peraltro da un punto di vista pratico. Pesci, la luna finalmente oggi esce dalla vostra opposizione, quindi tutto quello che vi sembrava un po' impedito, un po' farraginoso, entro in serata riesce a cambiare in una maniera più fluida e dinamica con vostro grande contento. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e buongiorno Sicilia. Buongiorno anche a te Marco, allora ci vediamo domani mattina come sempre puntuali, grazie Marco. Torno da Lorena per una curiosità. Una curiosità che forse farà battere il cuore a qualcuno: macchinine e passione che batte i videogame. Ecco qua, vediamo l'Autopista, classico regalo di Natale di qualche anno fa. Direi e poi qualche decennio fa. Di qualche decennio fa, e anche qui le macchinine. A tirare fuori questo vecchio gioco è stato il regista Marco Ponti. Durante un trasloco ha trovato questa autopista e si è scoperto che anche tanti suoi amici ce l'avevano. Insomma, si sono messi a organizzare, a giocarci loro innanzitutto, a far giocare i loro figli e poi addirittura organizzare dei tornei. L'hanno fatto anche al Museo dell'Automobile di Torino ed è venuto un sacco di gente. Ma la cosa bella è che gli chiedono come hanno reagito i più piccoli, ci hanno detto che l'autopista è il gioco più bello del mondo e quindi piace anche ai ragazzini di oggi. Grazie Lorena. Allora, dal gioco più bello del mondo, una delle canzoni più belle sicuramente di tutti i tempi, che ha segnato però certamente un'epoca e ha segnato anche la vita artistica di un grande come Bruce Springsteen. Stamattina sentiamo Born in the USA. Grazie per essere stati con noi, vi aspetto a Buongiorno Sicilia domani.